Nessun sviluppo lavorativo, poche risorse per i dipendenti che faticano ad esempio a pagare l'affitto, più povertà. Non è per niente roseo il mondo del lavoro oggi. È stato un confronto generale sui temi dell'occupazione, quello che si è svolto alla SEAC di San Colombano Certenoli tra il Vescovo e i vertici aziendali, un'occasione durante la quale Monsignor Tanasini ha invitato a mettere l'accento sulla famiglia e sulle sue necessità. La prima relazione, ha poi spiegato il pastore della diocesi celebrando messa in fabbrica, è quella con Gesù, un rapporto che deve essere punto di riferimento anche in situazioni in cui ci si sente moralmente stanchi, invasi da un senso di inutilità o di oppressione. La Chiesa, ha spiegato Monsignor Tanasini, ha il compito di far percepire la presenza di Cristo e di investire tutta se stessa per vivere le relazioni tra gli uomini, un valore che ha fatto breccia tra i presenti alla celebrazione. Quando si tratta soprattutto di commercio, è vero che ci sono nuove tecnologie, nuove metodologie, nuovi canali, ma ancora la relazione con il rivenditore, con la controparte è importante, non solo dall'aspetto umano ma anche dall'aspetto relazionale, professionale e quant'altro. Quindi sicuramente un messaggio che rafforza questo tipo di importanza, anche se sembra scontato, è comunque importante, perché si tende qualche volta a dimenticarsi della relazione diretta e di concentrarsi un po' troppo su quella solo social o digitale. Un mondo del lavoro in difficoltà, si diceva, per fortuna non alla SEAC di San Colombano Certenoli, che addirittura va in controtendenza. È un'azienda di medie dimensioni, con uno stile ancora familiare e che nonostante l'aria di cambiamento nel settore del commercio tiene alta la testa. È un'azienda solida che genera profitto e che è cresciuta anche negli ultimi tempi. Abbiamo incrementato il personale anche in aree non solo operative ma anche strategiche, come nell'area marketing, nella stessa area vendite. Io stesso sono la dimostrazione vivente perché sono entrato nel ruolo da questo gennaio e vengo da un business completamente diverso.